Tantissimi fiori appoggiati lungo questa recinzione, in mezzo la foto di Kevin Gentilin e un messaggio. Sgasa da lassù per noi, un grande abbraccio da parte di tutti, ciao Kevin. Da ieri pomeriggio in via Sile, dove si è consumata la tragedia, c'è stato un via vai di persone, amici, parenti, compagni di scuola, genitori di giovani come lui. Un abbraccio immenso della comunità ad un giovanissimo, appena quindicenne, la cui vita e sogni si sono fermati drasticamente mentre stava andando a scuola. Ogni istante qualcuno si avvicina, appoggia un giglio, una margherita, guarda sconsolato verso la strada, scuote la testa e si allontana. 15 anni, tanti progetti, il lavoro, lo studio, gli amici e l'amato nonno al quale era molto legato. Tante domande, perché è accaduto, la dinamica al vaglio della polizia stradale, ma verrà anche effettuata una perizia cinematica per ricostruire l'ennesima tragedia della strada. Intanto in procura è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale per permettere anche al legale dell'automobilista coinvolto nell'incidente di poter partecipare con un proprio consulente a tutti gli accertamenti. Kevin stava andando a scuola, sembra stesse sorpassando una coda di mezzi quando un'auto, condotta da un 43enne di Vedelago, svoltando verso il piazzale di una fabbrica lo ha travolto. Nulla da fare per il quindicenne morto sul colpo. La comunità di Castelfranco è sotto shock. L'associazione Non Correre Accorri di Castelfranco aveva in programma il 16 novembre una fiaccolata in memoria delle vittime della strada. Purtroppo dobbiamo aggiungere un'altra foto, quel famoso striscione con quell'interminabile elenco di foto, soprattutto giovani, un elenco soprattutto di giovani, e dobbiamo aggiungere purtroppo anche Kevin, e questo fa male, veramente male. È disarmante, spiega Paola Conte, trovarci di fronte all'ennesima giovane vittima. Qui c'è di mezzo un discorso culturale e dobbiamo fare in modo che assolutamente ci sia l'educazione stradale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, e si impegni le autoscuole a far imparare la responsabilità che c'è nell'uso di un mezzo. I segni ancora sull'asfalto, indelebili, un dolore che ha piegato una provincia intera. Kevin, amante della Vespa, amante del ballo, sorridente. Così lo vogliono ricordare gli amici, i compagni di scuola. Anche il sindaco Stefano Marcone si è stretto alla famiglia. Esprimo la nostra vicinanza a nome di tutta Castelfranco.